ben ritrovati a tutti voi amici appassionati del running. Oggi inizieremo una serie di approfondimenti e tratteremo, ci occuperemo di alcune problematiche che possono insorgere proprio nel corso della pratica sportiva. Sicuramente a tutti noi è capitato di avere qualche piccolo problema e quindi cercheremo di approfondire le principali problematiche che possono presentarsi. Lo faremo con l'aiuto del dottor Nicola Imbriani, fisioterapista e responsabile del gruppo Sane, e che ci aiuterà ad approfondire vari temi. Oggi inizieremo parlando delle tendinopatie della corsa, impareremo a riconoscere quali sono i sintomi, a riconoscere e individuarle, e poi anche faremo un cenno sulle terapie, che sono le terapie opportune da fare a seconda dei casi, e finiremo poi con dei cenni sulla riabilitazione, su alcuni esercizi per la riabilitazione e il recupero. Cedo quindi il microfono immediatamente al dottor Imbriani per iniziare questi approfondimenti. Oggi parliamo delle tendinopatie, sono delle patologie che riguardano i tendini e sono molto diffuse in ambito sportivo e non solo. Parliamo precisamente di patologie che colpiscono la maggior parte dei runners, quindi dei marciatori, e hanno una grossa incidenza soprattutto diciamo negli sportivi. Le tendinopatie si dividono in tendinopatie di vario tipo, principalmente quelle calcifiche, quindi le cosiddette calcificazioni, che si formano per motivi di stress ossidativo dei tessuti. Poi ci sono, ahimè, anche le rotture tendine, ma questo è uno step successivo, di solito alle tendinosi, quindi alle degenerazioni. E diciamo la patologia più diffusa per quanto riguarda le tendinopatie è la peritendinite. La peritendinite o tendinite in realtà è una tendinite, quindi un'infiammazione che non riguarda il tendine, ma riguarda il peritenonio, che è la membrana che riveste il tendine. Il tendine, c'è da ricordare che non è vascolarizzato e quindi fa fatica, diciamo, a essere nutrito, e fa fatica a guarire anche perché non ha una vascolarizzazione adeguata, e quindi viene supportato diciamo a livello metabolico dal peritenonio. Se il peritenonio è infiammato, chiaramente il nutrimento è molto più lento, e quindi la tendinopatia, la sofferenza del tendine diventa cronica, ed è quindi più facile che vada incontro a rottura. Normalmente gli sportivi vengono da noi, nel nostro centro, dicendo: ho male, ho dolore, non riesco a appoggiare il piede, oppure poggio il piede però ho dolori abbastanza forti. Se in fase acuta, chiaramente la sintomatologia è diversa rispetto alla fase cronica. La fase acuta determina un'inabilità totale e completa all'attività fisica, mentre la fase cronica la permette, a volte sì, a volte no, a volte anche tramite l'utilizzo purtroppo di FANS. C'è chi diciamo corre su delle infiammazioni croniche e crea chiaramente dei danni cronici ai tendini, e questi sono i casi più pericolosi perché, come abbiamo detto prima, possono portare a rottura. Come riconoscere le tendiniti? Beh, chiaramente come abbiamo detto sono localizzate, quindi sul tendine, quindi non è che sono dolori diffusi, e possono essere evidenziarsi a livello di inserzione entesopatico, quindi a livello dell'osso, dove si inserisce per esempio il tendine d'Achille, oppure nei terzi in cui viene di solito diviso il tendine, quindi prossimale, medio e distale. C'è da dire che ogni tendine ha una vascolarizzazione diversa anche nei suoi terzi componenti. Di solito l'infiammazione porta a bruciore, ci sono i classici segni dell'infiammazione, quindi il calore, il gonfiore, un po' di segno di tumefazione dovuto appunto all'infiammazione del peritenonio, e nelle fasi più acute un dolore urente che spesso si mantiene e si automantiene
visto che comunque l'azione per esempio dei FANS, e non della fisioterapia ma parliamo dei FANS, è un'azione che dura per alcune ore, visto che l'emivita dei farmaci di solito non è molto lunga. Esistono dei fattori predisponenti per l'eziopatogenesi delle tendinopatie, come per esempio un problema dismetabolico, un problema di alterazione del carico, quindi dovuto appunto a problemi di disasset della postura, un problema di sovrallenamento, quindi allenamento in eccesso, un problema di sbagliato allenamento, quindi allenamento fatto in maniera scorretta, un problema anche dovuto alla scorretta scelta delle scarpe. Altri fattori favorenti per esempio possono essere l'età, la quantità di allenamento che è stata fatta fino al momento della tendinopatia, perché la tendinopatia si manifesta immediatamente, ma ci vogliono anni perché si crei, quindi l'eziopatogenesi è di lunga data. E il sesso, ovviamente la matrice dei tendini dell'uomo è superiore come forza, come elasticità a quello della donna, e ci sono anche problemi dovuti al clima, per esempio, al cibo, quindi dipendentemente da cosa mangia, quindi i fattori predisponenti sono molti, ma la tempestività con cui vengono affrontati determina diciamo la prognosi e quindi la futura guarigione. Per quanto riguarda le terapie, ne esistono tantissime, diciamo quello che conta è la forma di energia con cui bisogna curare il tendine, perlomeno noi col metodo Dynamics valutiamo molto il tipo di energia. In fase acuta chiaramente va utilizzato il freddo, il ghiaccio, quindi abbiamo delle varie terapie che emettono ghiaccio da meno 8 a meno 30 gradi. In associazione utilizziamo i laser antalgici, quindi gli IAG, oppure per stimolazione, per esempio nelle borsiti associate alle tendinopatie, utilizziamo l'808 nanometri, che è un laser di sicuro effetto terapeutico immediato, al pari dello IAG. Utilizziamo anche i campi diamagnetici pulsati, in generale i campi magnetici, diamagnetici, che sono fortemente antinfiammatori e drenanti, soprattutto nelle fasi più acute. Le onde d'urto sono il must nella cura di questa patologia, in quanto soprattutto in fase cronica aiutano a ripristinare il processo di rigenerazione tissutale. Abbiamo anche delle terapie innovative, come per esempio l'elettrolisi percutanea intratissutale, una tecnica che viene dalla Spagna, che tramite l'inserzione di un ago esattamente dentro il tendine in maniera ecoguidata o meno, creando delle correnti galvaniche, determina la stimolazione di fibroblasti in situ direttamente. Ci sarebbero tante altre terapie, diciamo che questa è la fase terapeutica strumentale, alla quale va unita una fase di rieducazione funzionale fatta in una palestra adeguata.